Buonasera a tutti e a tutti e mi spiace di non poter essere lì con voi, ma come potete sentire, una qualche subdola forma virale mi ha tolto sia la voce sia la possibilità di poter condividere assieme questo felice momento. Quando venni a sapere alcuni mesi or sono che mi si candidava a socio ordinario dell'Accademia, ero già aggregato o qualcosa del genere, la prima reazione istintiva fu simile a quella del tizio che si sente chiedere dalla compagna, con cui convive da 30 anni e ha messo al mondo 4 figli, perché non ci sposiamo? In chiesa? Beh, riflettendo poi sul valore fondativo dei rituali per le società umane e anche per varie altre specie animali in realtà, ho accolto con gioia e gratitudine la nomina. Ed eccomi qui, anche se solamente in video. L'Accademia San Marco ha sempre cooptato i propri membri esclusivamente sulla base del merito e qui siamo in perfetta sintonia con la recente ridenominazione del MIUR in neolingua orwelliana. Tuttavia, nessuno riflette mai su quanto siano aleatori il processo e il percorso che portano dal merito, ovvero dal talento, al suo riconoscimento misurabile in successo, fama, onorificenze, nonostante la ragguardevole letteratura scientifica prodotta sul tema. Proprio lo scorso settembre è stato conferito il premio Ig Nobel per l'economia a un gruppo di ricercatori dell'Università di Catania, Pluchino, Biondo e Rapisarda, che, cito dalla menzione ufficiale, ha spiegato matematicamente come mai spesso sono le persone più fortunate e non quelle più talentuose ad avere successo nella vita. E allora mi è sembrato utile considerare anche il cosiddetto fattore C nell'esporre brevemente il mio curriculum vitae, come viene richiesto ai neoeletti. E lo farò prendendo a prestito una formula dal titolo di un saggio che, considerata l'età media in sala, credo molti di voi conosceranno. È stato un piccolo bestseller negli anni 70, ovvero Il caso e la necessità di Jacques Monod. È stato sicuramente un caso l'essere cresciuto da bimbo malaticcio in meste plaghe periferiche, isolato socialmente e culturalmente, ma direi una necessità l'aver cercato di ridurre questo handicap col tramite dei libri, che però in casa non c'erano, costringendomi quindi a cercare e frequentare fin da piccolo le biblioteche, che sono diventate così i miei spazi preferiti da abitare, parallelamente ai boschi. È stato più o meno un caso l'aver intrapreso studi ingegneristici appresso la maturità. All'epoca il prestigioso Politecnico sembrava una scelta ragionevole, da posto fisso, e forse c'entrava qualcosa anche un americano alla corte del re Artù, romanzo di Mark Twain, con protagonista un ingegnere, che la maestra di terza elementare mi regalò con tanto di dedica. Ma fu decisamente una necessità ritornare al centro dei miei interessi, laureandomi poi in conservazione dei beni librari a Udine. È stato quasi per caso che partecipai al terzo anno di corso a un concorso interno per bibliotecari. Ringrazio ancora Eleonora, cervello in fuga a Barcellona, da cui venni a saperlo un giorno prima della prova d'esame. E forse è un caso essere entrato in graduatoria, o magari una necessità, visto che tutto sommato un paio di cose le sapevo. Ed è stato totalmente un caso venire assegnato da questa graduatoria al CEBA, Centro Bibliotecario di Ateneo, allora diretto dal futuro accademico Pier Giorgio Sclippa. Ma credo, e spero, una necessità l'aver poi instaurato con lui un rapporto di stima reciproca. E parimenti per caso sono approdato al seminario di Pordenone, complici una maternità, una segnalazione proprio di Pier Giorgio e una curiosa questione di genere. E di conseguenza per caso sono entrato nell'orbita di Paolo Goi, allora presidente dell'Accademia, conservatore al Museo Diocesano e destinatario della segnalazione. Con lui però è stata poi una cogente necessità entrare in profonda sintonia, per una sorta di affinità cerebrale. Entrambi noi eravamo rimasti a quella fase dei perché che nella maggior parte delle persone si esaurisce verso i 5-6 anni. È stato così per caso che i miei interessi di ricerca, dopo una tesi sul libro elettronico, abbiano necessariamente virato verso la cosiddetta storia patria, declinata prevalentemente in ambito biblioteconomico e archivistico. Accompagnato in questo percorso da due maestri di rigore metodologico,
onestà intellettuale e approccio multidisciplinare. Lo stesso Paolo Goi e il compianto Ugo Rozzo. E l'attività di ricerca, come ben sa chi opera in questi ambiti, è sospinta spesso da occasioni fortuite, commesse contingenti e incroci casuali, ma è stata per me sempre una necessità affrontarla come esercizio di igiene mentale, esplorazione di strade poco battute, motivato dal raggiungimento di quell'eureka e conseguente scarica di adrenalina che arriva come ricompensa dopo aver unito assieme i puntini con una linea che nessuno prima di noi aveva intravisto. Come ben sa chi l'ha sperimentata, quella ricompensa è il propellente essenziale per ogni indagine conoscitiva degna di questo nome. Tutto il resto, pubblicazione in riviste prestigiose, carriera accademica, onorificenze e affini, arriva in un secondo momento ed è, a mio avviso, totalmente accessorio. Auguro perciò all'Accademia San Marco, nella collegialità dei suoi membri, di essere ancora e di continuo alimentata da questo propellente. Per parte mia, spero di poter contribuire pro quota, anche se il caso, nuovamente, è intervenuto in scena, costringendomi per il futuro a seguirvi da lontano. Concludo dovendo necessariamente saldare il mio debito di riconoscenza nei confronti di Don Chino Viscontin, un direttore che mi ha sempre sostenuto, e delle in parte ex colleghe Vanessa e Raffaella, per avermi consentito, alcune volte, di cantare mentre loro si caricavano un po' di più della croce da portare.